Invisible Man. Potete fare anche meglio. Amici di Scratch, benvenuti per quest'altra puntatona, non so cosa dire. Io ringrazio tantissimo il pubblico veramente incredibile che ci sta tra email e tutto. Sarà la emittente Serenissima TV, che è un'emittente che si vede in mezza Italia, insomma. Il successo è stato veramente strepitoso e quindi ringrazio tutti coloro che hanno la pazienza di seguirci, ma poi anche l'ora è un po' al di fuori dei telegiornali, al di fuori anche dei film, delle Champions, perché questo calcio che ci sta fagocitando in una maniera impressionante tra i recuperi, gli anticipi, i posticipi, le Champions, la Liga, insomma non se ne può più, ma noi continuiamo a parlare di ciclismo e quindi per il ciclismo un'altra volta bisogna fare un applauso grande come il mondo, fatelo. Oggi parleremo di tante cose, abbiamo intanto l'ospite gradito che è un'entità suprema, Veloce Club Bassano 1892 e quindi non tante società in Italia possono vantare insomma il simbolo dei 100 e passa anni, qua sono 113 anni, una cosa incredibile, insomma un applauso a Massimo Fantin, presidente del Sodalizio, 121 anni oramai a questa società. Troppi. Sono tantissimi. Incredibile. Sei orgoglioso di essere Molto, presidente? molto orgoglioso. Sì. E parleremo anche di questo. Intanto, per la prima volta, il nuovo presidente del Comitato Provinciale di Vicenza, Luigi Comacchio, grazie per essere con noi, un applauso. Grazie a voi e buonasera a tutti. Un gradito rientro. Ciao Diego Brunello. Un applauso a te. Grazie. E un in bocca al lupo per la gara che ti vedrà domenica tra gli scudi per ricordare la memoria di tuo fratello. Vi ringrazio ancora dell'ospitalità. Grazie a te e grazie anche a Veronica Dalla Fontana. Ciao Stalina, come stai? Buonasera. Un applauso. Oggi ti ho chiamata perché c'è una sorpresa. Siamo andati a riprendere una bella gara di donne, esordienti, allievi e juniores, che si è svolta a Schiavonia, vicino a Este, una bellissima località e soprattutto tante donne. L'unico rammarico, sai cosa ti devo dire Veronica, che tutti parlano per salvare questo ciclismo, c'erano quasi 500 donne tra le varie categorie, un successo strepitoso, vuol dire che urta, chiama il ciclismo, però poche gare si organizzano. Qualcuno dovrebbe interpellarsi. Purtroppo è così, io dico viva il ciclismo femminile, quella corsa l'ho fatta anch'io quando correvo in bicicletta, quindi è bello sentire che comunque si continua a fare perché le corse vengono cancellate una dietro l'altra, come anche le squadre femminili. Spingiamo verso il ciclismo femminile perché è sottovalutato, ma a livello nazionale, a livello di gare, di mondiali, di olimpiadi ci sta dando grandi soddisfazioni. E ci continuerà a darcene se continuiamo però a fare qualcosa di più. Allora, io non dico che sei venuto qua, caro Presidente, perché dobbiamo parlare male di questa federazione, ci mancherebbe altro. Però io ho una visione del ciclismo che è tutta mia, personale, quindi io mi assumo le mie responsabilità. Quello che trovo invece poco è che la visione di alcuni interpreti dei vertici del ciclismo sia un po' quella del tirare indietro. Io capisco che ci sono problemi oggi che sono enormi, però ci va anche un po' di fantasia e di rimboccarsi le maniche, perché questi qua della società che ha organizzato questa gara, insomma, hanno dovuto andare incontro a grandi sacrifici, però erano presenti, tengono duro. Beh, tu lo sai che io il ciclismo femminile ci ho sempre creduto, assieme a Franco Basso abbiamo organizzato per 3 anni la giornata rosa del ciclismo femminile e proprio, diciamo, chiamiamola congiuntura come vuoi chiamarla, ci impedisce di farla ancora perché il costo non è più sostenibile. Quando ero consigliere regionale del Veneto ero anche responsabile come consigliere del settore femminile. Allora erano anni, diciamo, in cui il ciclismo giovanile femminile incominciava la sua parabola ascendente. Ci sono stati dei bellissimi anni, adesso ci sono delle grosse difficoltà. Lo sai già che stanno saltando non corse del ciclismo femminile, bensì
corse importanti. Posso farti una domanda cattiva? Puoi fare I mondiali in Toscana mi sembra che siano svariati milioni di euro che danno, no? Quindi la compartecipazione credo anche dello Stato, della federazione ciclistica stessa, insomma è un grosso business che giustamente va ad acclamare un palcoscenico molto grande e quindi tutto ci sta. Però vorrei capire se in qualche formula qualcosa si poteva risparmiare per poi dare a pioggia a coloro che in qualche maniera stanno organizzando in grandi difficoltà. Tu sei un organizzatore prima di tutto, secondo me. Secondo me. Tu organizzi quel bellissimo trofeo che è il Comunità Montana, che è partito col piede giusto l'altra domenica, non tanto giusto perché quella giornata di pioggia, ma comunque vabbè, col piede giusto nel senso che è partita una bella stagione e tutto quanto, però lo sai cosa serve, cosa occorre in denaro per fare una gara a livello allievi come hai fatto certo. tu, no? Tu pensa alle gare juniores e poi ai dilettanti. Io ho sentito il costo di una gara di dilettanti fatta in provincia di Vicenza la stessa domenica. Certo. Quando ho sentito cosa viene a costare ho detto è immaginabile di poter continuare in questa maniera. Cioè con questi costi ancora qualche anno è sponsor che ti danno quei soldi, non li trovi Non è una più. partita di calcio che insomma in 4-4 c'è un campo, 2 arbitri, va bene. Dai, ci sono dei costi enormi, solo tu pensa una gara quando diventa nazionale o addirittura internazionale come il Palio del Recioto oggi, hai bisogno di transenare tutto, eccetera. Quindi devi chiamare, non puoi organizzarti come una volta con le transenne del comune, eccetera. Devi chiamare una ditta che ti allestisce il palchetto, devi transenare il pezzo di salita e queste cose, quindi ci vogliono migliaia di euro solo per fare quello, poi direttori di corsa, scorte tecniche, cosa si può macchine. fare secondo te? Ti può fare andare a trovare sponsor il più possibile, prendere qualche porta in faccia perché ti diranno di no, cercare di limitare le spese al minimo indispensabile, che il minimo indispensabile è già tanto. Io ho un'altra ricetta nelle mie visioni un po' così sconsiderate, che è quella che comunque i soldi vanno dove a volte non ce n'è di bisogno, dove invece c'è bisogno, qua si sta cercando di tirare, perché a me mi fa arrabbiare questa cosa qua, quando sento che, vabbè, Balotelli guadagna quelle che guadagna. Anche nel ciclismo ci sono quelli che guadagnano, poi sono gare che vengono sovvenzionate e chissà da dove arrivano i soldi, comunque arrivano. Poi dopo ci troviamo a combattere, come in questo caso, caro Massimo Fantin, che tu sei agli albori, sei un neo presidente, quindi ti stai già affacciando in quello che è la crisi che non è soltanto economica. Sto già prendendo le porte in faccia. Che non sia soltanto economica, sia anche una crisi di identità. Sì. Perché se io ho un figlio e lo porto in piscina, mi costa 150 euro al mese. Bene, sì. Se lo porto in palestra 50-60 euro al mese ci vanno, insomma, e tutti quanti i genitori lo fanno, anzi questi bambini sono iperattivi, le mamme con questi SUV fanno 55.000 km a settimana per portarli sì. un po' in piscina, un po' in palestra, poi dopo dalla nonna, poi dopo a scuola, eccetera, e insomma, e vanno via tanti soldini. Quando una società come il Veloce Club Bassano 1892, ma non solo la Sandrigo Sport, ce ne sono tantissime, si permettono di chiedere 50 euro una tantum all'anno di affiliazione per dire dobbiamo fare la pista perché la pista ci serve, perché i nostri ragazzi sono protetti e insomma storcono il naso. Allora o c'è poca educazione da parte dei genitori o c'è poca sensibilizzazione da parte della Federazione Ciclistica Italiana che evidentemente non ha ancora capito come si parla con i genitori, ma qualcosa non va. Allora le difficoltà tue come sono adesso? So che ti stai mettendo in mente anche di prendere la pista. Abbiamo dei nuovi progetti, delle nuove idee appunto per riuscire a fare crescere la pista. Vorremmo aprirla, perché tanto lasciarla in balia di se stesso così si sta rovinando. Quindi vorremmo creare delle giornate, tipo aprirla il sabato, pagare un 10 euro, una somma abbastanza ridicola, per fare entrare più gente possibile, fare anche dietro motore, visto che in strada non si può fare. Gli date anche le biciclette, perché mi pare che poi dopo le biciclette non puoi noleggio bici, difatti c'è questa cosa che stiamo appunto lavorando, però c'è un problema, la federazione non rilascia le biciclette, quindi ci sono dei paletti, degli ostacoli abbastanza grossi. Stiamo cercando di superare anche quello, ma veramente è tanto dura, Nicola, è durissimo. Io credo, caro Presidente, che se ne dica, io dico sempre, la mia persona oramai è 30 anni che gira nel mondo del ciclismo e non è simpatica quasi a nessuno. Ma la cosa bella è che a me di essere simpatico non mi interessa niente. Io devo essere simpatico a questi ragazzi che loro fanno delle attività. E quindi quando devo dire delle cose bisogna pur che qualcuno le dica, perché non è sempre possibile dire vabbè, bisogna andare a caccia di sponsor. I sponsor
non ne hanno più tanti. Bisogna far sì che le famiglie vadano dietro i figli, ma certo, ma anche le famiglie hanno anche i loro tempi. Cioè, credo che in queste situazioni qua la politica federale debba veramente essere più corta rispetto alle canoniche lunghezze burocratiche, eccetera, perché se no alla fine il velodromo Marino Mercante lo abbiamo già visto in che condizioni è ed era la perla delle perle, ma anche tanti altri velodromi, ce ne sono mi pare 41-42 in tutta Italia, la maggior parte. Abbiamo 3 in provincia. Quindi c'è un'attività, il Veneto è sempre Allora, se posso intervenire, proprio la settimana scorsa abbiamo avuto un consiglio regionale in cui sono stati invitati sia i presidenti provinciali che tutti i tecnici, diciamo i coordinatori delle varie commissioni. Il presidente regionale Cavalier Carlesso ci ha portato quello che è stato detto in Consiglio federale. Soldi ce ne sono pochini, però di sicuro arriveranno, non si sa quanto, ma arriverà qualcosa per i centri. Noi abbiamo intenzione il 15 di questo mese, di aprile, di aprire i centri pista. Certo. No, abbiamo intenzione, li apriamo il giorno 15. Il giorno 15 ma io vi faccio un applauso, non ce l'ho con lei, Presidente, anzi con te. Fateglielo un applauso, no, assolutamente. Vi dico, qua ci sono presenti persone che sono in prima linea. Cioè, mi fa piacere questa cosa qua, non è che non mi faccia piacere. Tu sai che io ho preso in mano il Consiglio, la provincia da poco. Il primo atto che ho fatto, e qua c'è il Presidente, ho voluto che la convenzione del Comune di Bassano, che era fatta con il Comitato Provinciale della Federazione, fosse girata a nome del Veloce Club Bassano. Perché secondo me, quando su una città come Bassano c'è un club a questi livelli, è giusto che sia il club a gestire il velodromo della propria città. Certo. Naturalmente, se dopo c'è bisogno del Comitato Provinciale, siamo qua, non c'è nessun problema. Il Comitato Provinciale sta interessandosi perché i centri vengono riaperti. I centri, sai, hanno bisogno di almeno di un meccanico e di un tecnico. Ecco, questo meccanico e questo tecnico vanno là a giocare, insomma, vanno retribuiti con pochi soldi, sì, con pochi soldi, perché non prendono grandi cifre, no? Quelle che senti girare a livello federale. Con 4 o 5 mila euro all'anno riusciamo a combinarli tutti e due, no uno, certo. Tutti e due. Ecco, allora tu sai che i ragazzi per venire in pista pagavano 30 euro, cioè le società versavano 30 euro per ogni ragazzo che veniva Caro Luigi, questa trasmissione la guardano anche coloro che non sanno nulla di ciclismo. Allora vogliamo dire che all'interno di un velodromo, in quei soldi che tu dicevi adesso, che poi saranno sicuramente 50 euro, c'è il noleggio della bicicletta. I tubolari, c'è un impianto che comunque qualcosa costa, e poi c'è la riparazione per le rotture di eventuali bici. Speriamo che cadute ce ne siano poche. E come mai trovate difficoltà? Allora, noi quest'anno chiederemo, anziché 30 euro per ragazzino, tieni conto che 30 euro erano spalmate su 5 mesi di attività della pista. Ne chiediamo 50. Frena, allora facciamo un giochetto, ne chiediamo 50 e voi tutti dovete fare... almeno così lo capiamo, perché serve la multimedialità. Quanto chiedete? 50. Allora io mi sono informato. Però più forte potevate farlo. Io mi sono informato con le squadre di calcio qua del Bassanese. Anche io. Per fare scuola calcio un ragazzino paga 200-300, non so, dopo ci sarà la società che fa meno, la società che fa di più, 200-300 euro all'anno a stagione per giocare a pallone. Noi diciamo, questi ragazzini che vedi qua, uno viene in pista, giusto? Viene in pista. Allora, noi gli diamo la bicicletta da pista, con i tubolari, con l'assistenza tecnica e l'assistenza meccanica. 50 euro per 5 mesi sono 10 euro al mese, non credo che sia una cifra fuori di misura. Quanto? 50 euro. Ecco, allora, con questi 50 euro non è che paghiamo il tecnico e il meccanico, paghiamo i tubolari, paghiamo le bici che si rompono, i pezzi di ricambio, e ci sarebbero anche, e di sicuro non basteranno quei 50 euro, dobbiamo poi rubare da qualche parte, rubare sullo stipendio, sul rimborso spese del meccanico e del tecnico. Tieni presente che il tecnico, adesso visto che siamo qua, parliamo di Bassano, della pista di Bassano abita a Schio, mi sembra, giusto? Abita a Schio, quindi c'ha anche il tratto
la benzina, bene. povero ragazzo, qualcosa li rimborseremo. Voglio dire, può anche metterci acqua, insomma. Vabbè, ma io posso farlo anche gratuitamente per la passione, ma un ragazzo di 25-30 anni... Tra poco mandiamo la gara delle donne, no? Però io voglio fare un cappello non finale a questa tua discussione, anche molto bella, che mi sono rotto proprio le scatole. Perché allora, se io fossi un presidente, ma non provinciale, perché il provinciale deve guardare con il regionale, già un presidente regionale dovrebbe andare dal presidente federale, battere i pugni sulla scrivania e dire: allora stai attento, noi chiediamo 50 euro e facciamo fatica a prenderli, mentre in altri sport ne chiedono 150-200 per giocare a pallone. Allora io dico alle mamme e a tutti coloro che ci seguono che il ciclismo non è uno sport normale. Il ciclismo è la prima palestra dove i figli imparano a guidare un autoveicolo. Allora, se io do tot per il calcio e nessuno storce il naso, o per il nuoto, insomma, io, sinceramente, mio figlio non è che lo vedo andare a scuola a nuoto o palleggiando come fa Maradona, ce va in bicicletta. Se il bambino sa andare in bicicletta, viva Dio, vuol dire che qualcosa bisognerà pure investire. Allora io dico questo: in Inghilterra hanno fatto un piano che è quello di tagliare un po' sui computer, su coloro che andavano sui social network, cazzeggiavano tutto il giorno e hanno detto: oh, fate scuola di comunicazione, però una grande parte la stanno facendo per la mobilità fisica dei figli, perché i bambini si sono accorti che nella mobilità fisica hanno perso il 50% rispetto a 40 anni fa, perché non usavano più il corpo, non sapevano più andare in bicicletta. Hanno fatto un piano lungo, a medio-lungo termine di 20 anni, stanno investendo proprio sulla mobilità, sulla bicicletta, proprio perché si sono resi conto che nel 2020, la legge 20-20-20, che sarebbe quella europea, di abbattere gli incidenti della strada, parte proprio dalla bicicletta. Allora, se noi non capiamo queste cose, cara la mia Veronica, è meglio che chiudiamo baracca e burattini, e già io dico, da questo momento non organizzo più gare, perché se no non serve a un tubo. Dove andiamo? Giusto. Mi pare, cioè tu ti occupi dei bambini, se sti bambini andranno in bicicletta, sì. Non è che vanno a palleggiare a scuola, insomma. Ma è ridicolo proprio Applauso, dover... È ridicolo dover arrivare a fare un discorso del genere, è ridicolo dover far ragionare le persone... Mi stai dando del ridicolo? No, è ridicolo dover far ragionare le persone su questo tema, perché veramente si pensa che il ciclismo sia tutto volontariato e che tutto quanto cada dal cielo. Ai bambini viene data una divisa, un casco, viene data una bicicletta, vengono presi, portati alle gare, portati in giro, cioè c'è tanto dietro il ciclismo. Eppure si pensa che nel ciclismo, a differenza di qualsiasi altro sport, debba essere tutto regalato. E facendo un ragionamento del genere, dicendo che uno dice devi regalarmelo, viene anche da ridere. Il ciclismo se lo merita, perché nella stragrande maggioranza dei dirigenti del ciclismo hanno l'invidia congenita, che quando uno fa delle cose o fa per schei o per sordi. Questa è la vera verità, per cui nell'invidia non c'è progressione. Certo. Allora, siccome domenica prossima ci sarà una gara a Rossano Veneto, un'altra sarà il 6° trofeo FIDAS Zona 5 a Sandrigo Sport, grazie Padron De Marchi che la fai e ti aspetto settimana prossima, ma si fa a ricordo di una persona, di un ragazzo che era Riccardo Brunello, che queste cose le ha sempre dette, insomma, forse non con quella veemenza che ci metto io, ma anche lui aveva le sue belle dialettiche da fornire quando era a cavallo del comitato provinciale, al ricordo suo, perché questi ricordi sono un po' i ricordi che appartenevano a tuo fratello, Diego. Sì, noi portiamo avanti un lavoro... Se no che cosa ricordiamo a fare? No, noi portiamo avanti un lavoro che ha iniziato già lui a suo tempo, quindi io mi sono sentito in dovere verso mio fratello di portare avanti il suo messaggio, che è rappresentato da questa corsa per la categoria esordienti che si svolgerà domenica prossima a Rossano Veneto. Al di là del fatto puramente agonistico, quello che è importante per me, per Riccardo e anche per te, credo che poi insomma è quello di riunire tanti ragazzi insieme, fare un'attività sportiva di 1 ora, 2 ore, quello che è. Non c'è né primo né c'è ultimo per quanto mi riguarda, ma tutti sono importanti. L'importante è che vengano, che si divertano, che non si facciano male, soprattutto. Quindi ecco, questa è la sostanza
della giornata come le intendiamo noi organizzatori, anzi ringrazio il Veloce Club Bassano qui presenti in Forze per la grossa mano che mi stanno dando per appunto metterla a punto questa manifestazione, che anche nel suo piccolo comunque comporta degli impegni organizzativi, anche dei costi, però diciamo che poi tutto si ripaga dai ragazzi presenti, dai colori che si vedono così passare per la strada, queste maglie storiche che indossate da questi ragazzi, perché tutto si ripaga, quindi è uno sforzo che si fa volentieri. Anzi spero l'anno prossimo già di poter mettere in cantiere la manifestazione per l'anno 21, quindi speriamo soltanto che il tempo tenga, perché l'incognita di queste ultime settimane è purtroppo il meteo. Sono 6 mesi che piove. Quindi incrociamo le dita e osserviamo il cielo. Io ti do una chicca, so che tua mamma, la signora Antonia, sta già preparando delle sorprese, quindi proprio appena fuori da Pasqua, per cui... Ma sai, è una festa in famiglia poi, perché la gara si svolge a casa mia, parte a casa mia, arriva a casa mia, per cui... Insomma, non fai neanche fatica, è confezionata in famiglia, sì. Allora, adesso andiamo invece con la gara riservata alle esordienti, donne allieve e donne juniores, con 2 elite, quindi una bella gara dove il nostro Gianni da Santo è andato veramente a recuperare immagini d'autore, dove queste ragazze fanno una bellissima figura e soprattutto veramente un applauso agli organizzatori, perché sono stati secondo me immensi ad organizzare un evento di questa portata. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Pasquetta, una piccola finestra di bel tempo dopo veramente mesi e mesi di pioggia, però oggi una bella giornata che consacra una bella giornata di festa per le donne. Penso che sia una tra le uniche giornate dove le donne possano trovare veramente una occasione per potersi cimentare nel loro sport preferito. Abbiamo visto Memorial, Diego e Stefano, trovo un momento in cui anche lo sport riesce a portare ristoro in quelle persone che hanno avuto una perdita grave, come in questo caso la famiglia Trovò, perdendo i suoi 2 figli in un terribile incidente, e quindi oggi a loro dedicata, e speriamo di poter tenere compagnia e poter alleviare il dolore dei genitori e di tutti i loro familiari. Prima gara di giornata la vediamo con le esordienti, abbiamo visto anche la campionessa d'Italia che parte chiaramente in prima fila della Paternoster Letizia. Tantissime, pensate, 3 gare, esordienti, allieve e donne junior, per un totale di oltre 500 iscritti. Insomma, allora quando si dice di propagandare lo sport, questo vuol dire intanto bravi agli organizzatori. Dovremmo fare un passo indietro e cercare di cominciare a raccontare una nuova proposta, una nuova visione di ciclismo, perché non credo sia possibile che in Italia queste ragazze possano trovarsi soltanto in una gara nel nord Italia. Allora cerchiamo di fare di nuovo i conti, forse spendere meno soldi per cose che non servono e cercare di investire sui giovani. Qua parliamo degli esordienti, daremo anche un po' di cronaca, c'è il Monselice, la Molinello Foot Servetto, la Ciclismi Vo, poi in Exer Village, la Gauss Mata, poi abbiamo il Gorla Minore, Cicli Fiorin Despar, quindi questi arrivano tutti da fuori Regione Veneto, quindi Lombardia, Forlì, Valcar, la Martellago, poi ancora Dino Oliviero, Forniture Moro, la Stella 81, il Giorgione Rosa, Molino di Ferro, Luc Bovolone, Cicli della Rosa, Roncà, poi abbiamo la Vincenza Ampai Bike, Fassa Bortolo, Steel Bike, il Pianeta Rosa, poi ancora il Velociclub Città di Marostica, 90 Vecchia Fontana, questa è un'altra squadra di quelle mitiche per quanto riguarda le donne, il Team Isonzo, il Rivignano, Vecchia Fontana ancora, Pedale Forlivese, poi abbiamo il team femminile del Trentino, la Mendes Spec, insomma queste sono il massimo delle società che si possono trovare e nel Veneto e nel panorama italiano. Grande volata, chiaramente tutti insieme queste ragazze, ricordiamo esordenti, e qua la campionessa italiana, la Letizia Paternoster, vince sulla Frometa Leonardo e Sofia della Mendes Spec, Missiaggia Alessia, sempre del Mendes Spec, al 3° posto. Seguono Laura Tomasi, Zanini Dalia,
Dalila, Puntin Angela, poi abbiamo Fattori Giorgia, Ghiotto Deborah, Pierrone Elena ed Agostin Nicole. Questo è il componimento delle prime 10 classificate della categoria esordienti. Abbiamo detto occasioni pochissime per far praticare sport alle donne. Allora, oggi come oggi, tanto vediamo questo bellissimo rallenti della campionessa italiana, dove si impone in una gara veramente importante. Brava la Paternoster che vince, la vediamo sul podio insieme alle altre due sue colleghe, la Frometa e la Missiaggia. Quindi adesso partiamo alla punzonatura, alla firma dei partenti per quanto riguarda la categoria allieve. Abbiamo detto poche sono le occasioni, bisognerebbe cercare veramente di cominciare a pensare a un ciclismo diverso, un ciclismo che possa dare pari opportunità per tutte le categorie e per tutte quante, e per tutti i sessi, sia per i maschi che per le femmine. Non credo sia normale, intanto vediamo qualche noto, qualche volto noto anche del ciclocross, vediamo la Cauz, ma non soltanto, sono molte le ragazze che hanno partecipato al ciclocross quest'anno e oggi si trovano in splendida forma e anche per assorbire quello che è il freddo di questi giorni, quindi anche qua una giornata che non è certo la giornata più calda di questa terra. Abbiamo visto tutte quante le partenti, sono molte anche le allieve, 114 le iscritte, sono 105 alla partenza, per darvi proprio il là e anche per farvi vedere e farvi capire che il movimento c'è e ci sarebbe, però mi metto anche nei panni di coloro che hanno già in sé queste squadre e già costano un costo oggettivamente importante. Mi immagino le trasferte, se quando in una regione insomma bisogna andare o in Veneto partendo dal Forlì o dalla Lombardia o dal Piemonte, ancora peggio dal sud, proprio il sud non è nemmeno calcolato. Ecco, queste sono tutte domande che mi pongo da cronista. Il ciclismo è bello dappertutto, come quando vanno a votare votano dalla Sicilia fino al Veneto, sarebbe bello che partecipassero alle gare sia in Sicilia che al Veneto e non soltanto quando serve il voto. Questa è una mia considerazione, per cui se il ciclismo debba essere non soltanto quello pomposo, quello blasonato dei dirigenti, ma doveva essere soprattutto il ciclismo dei ragazzi che qui partecipano, se no qua andiamo a rischio veramente di non vedere più gare. Bravi sono stati gli amici che hanno organizzato questa bellissima gara della dilettantistica Euganea Oberica, che tante volte si danno da fare anche nel ciclocross, e una gara del genere credo che tenga veramente sugli scudi tutta una giornata intera, dalla mattina fino oramai all'imbrunire, perché qua si partita alle 9 del mattino. Questa è una gara che è partita alle 11, poi dopo concluderemo con gli juniores che hanno la partenza alle 14:30 per arrivare fino alla fine della serata con le premiazioni, quindi veramente un tour de force incredibile. Meriterebbero un riconoscimento particolarmente importante questi organizzatori della Euganea Iberica, e quindi noi il ringraziamento agli organizzatori di questi microfoni, perché vedere tante ragazze non è usuale e chissà quando le potremo rivedere, e quindi è giusto dare una bella visibilità a questo sport, e sport praticato da queste ragazze. Il circuito è un circuito un po' cittadino, che insomma con la licenza di andare un po' sulla ruralità, per far vedere anche la ruralità di questi posti, perché ricordiamoci che Vo, Este insomma hanno nelle loro corde proprio la natura, il territorio quasi incontaminato. Mi vengono in mente i colli Eugani, tante persone all'arrivo, guardate quanta gente per accogliere questa gara degli allieve, che come vediamo sono tutte là. Vediamo una bella doppietta della Valcar PMB con Miriam Vece, Persico Silvia, Alzini, Martina al terzo posto del Cesano, Maderno, pensate dove arriva. Poi Re Artù Factory Team con Nanni Giulia al quarto posto, segue Martina Stefani, Vecchia Fontana, Daros Deborah, Industrial, Forniture Moro Viotto, poi abbiamo la Sofia Beggin, Scuola Ciclismo Vo, quindi gioca in casa, Sofia Beggin, anche lei ciclocrossista, Chiara Bragata, Berzizzolo Sofia e Faoro Anna. Anche questa è una ragazza che ha fatto molto ciclocross quest'anno, podio con Miriam Vece, Persico Silvia e Martina Alzini, quindi una bella doppietta nel replay della Valcar BM in questa giornata, che era la corsa di mezzo dedicata agli allievi. Tra poco vediamo intanto il bel palco con Gino Micheletto, e vediamo anche il consigliere regionale Bevilacqua vicino al signor Trovò, che è papà di Diego e Stefano. Misurazione dei rapporti per quanto concerne l'ultima gara di giornata, molto veloce nella cronaca, però molto lunga per coloro che hanno dovuto impegnarsi in una giornata che perlomeno è stata
baciata un po' dalla fortuna. Vediamo la Arzuffi, anche questo un volto noto del ciclismo femminile e anche del ciclocross. D'inverno mi pare che lei faccia la doppia affiliazione, d'inverno corre con la Guerciotti Selle Italia, mentre adesso vediamo la Nicole da Santo, campionessa regionale veneta. Intanto vediamo 11 giri per questo che è questo percorso che chiude la giornata con juniores, però con due donne elite, vale a dire Michela Pavin e la Anna Zita Stricker, anche questa una biker. Vediamo la stretta di mano con un piccolo cadeau ricevuto anche alla signora Nadia Stella, giudice di gara, che poi non so se si chiamano commissari di corsa o giudici di gara, perché ogni anno ne cambiano una, si cambiano i nomi ma non si cambiano le regole. Io sono un po' arrabbiato con poi il sistema ciclistico, perché dovrebbe essere un sistema ciclistico che insomma si prodigasse un po' di più su quello che sono le gare, per cercare di dare anche una mano agli organizzatori che in questi momenti stanno patendo le pene dell'inferno. In Inghilterra hanno fatto un progetto, pensate, che riducono un po' sensibilmente l'uso dei computer, perché si sono accorti che troppo computer riescono a fare dei danni enormi sulla motorietà dei ragazzi, e stanno cercando di incentivare proprio con le ciclopiste l'educazione alla strada, giocando a pallamano, proprio perché ci si è accorti che negli ultimi anni i ragazzi hanno perso la motorietà, quindi creando veramente dei grandi disastri sociali andando avanti. Quindi noi che del ciclismo queste cose le sappiamo, non vedo perché non dobbiamo cercare di urlare e pretendere che anche nel ciclismo vengano fatti dei calendari che siano dei calendari omogeneamente distribuiti in tutta Italia, perché non credo che sia una fine del mondo o una cosa impensabile poter organizzare gare in tutte le regioni, almeno una gara di donne in tutte le regioni d'Italia almeno una volta alla settimana, o anche basterebbe una volta ogni 15 giorni. Credo che non sia più sostenibile una cosa del genere, bisogna darsi a fare, bisogna crederci, avere una visione diverso di quello che può essere un futuro e non accontentarsi più di coloro che promettono e non mantengono, non accontentarsi di più di quelli che invece piangono, che poi tanto ci sono gli organizzatori che in qualche maniera trovano una strada, e quindi bisogna cercare di affrontare la tematica della multidisciplinarità, per carità, ma soprattutto dare possibilità a questi ragazzi di poter praticare sport come lo stanno facendo. Queste sono le ragazze junior, ci sono tutte le migliori chiaramente, dalla Fidanza, la Sperotto, la Danieli Anna, insomma moltissime sono le ragazze che hanno partecipato, anche perché, come detto, quando le gare vengono fatte e vengono fatte a questi livelli sicuramente rispondono alla grande tutti gli atleti. Abbiamo visto anche la scorsa settimana con la piccola Sanremo dedicata agli allievi maschi, però insomma, se si organizzano i ragazzi hanno voglia di praticare sport. Qua abbiamo la Cipollini Giordana, l'unica squadra elite, diciamo così, per quanto riguarda le professioniste, che sono Pavin Michela e la Striche. Poi abbiamo Team Trentino, Vecchia Fontana, Fiorin del Sparmen, del Spec, il Cene, il Potenzia, la Valcar. Poi abbiamo Re Artù Factory Team, la Jugan Green Gorla Minore, la Parmense, la Faren. Poi abbiamo la Michela Fanini Record Box, la Sforzatica, la Osimo Stazione. Poi abbiamo ancora la Servetto Foot, Giorgione Rosa chiaramente, la Climata Gauss, la Valvasone. Poi abbiamo la Eurotarget, Cicli Zanella, Trentino Rosa, Servetto Food, Eurotarget e Veloce Schio con una componente 1902 che è Martina Sartori. Abbiamo sempre detto circuito cittadino con licenza andare un po' sulla ruralità di Vo Euganeo per vedere alle spalle in questo bel panorama i colli euganei tra le due case. L'arrivo, come sempre detto, quando le cose sono belle, quando il ciclismo importa il proprio brand, la gente risponde alla stragrande. Stadi vuoti, ma il pubblico ha delle grandi occasioni invece tra gli spalti per acclamare la vittoria di Arianna Fidanza dell'Eurotarget Steel Bike, Sperotto Maria Vittoria della Vecchia Fontana insieme alla sua collega di casacca Natascia Grillo al secondo e terzo posto, Anna Danieli Trentino Rosa al quarto. Poi abbiamo Sara Coffinardi, Rocchetto Marta, Capponi, Federica Crotti, Simona, Giulia Moro e la Wackerman Sara della Valcar PBM. Vediamo il podio, bellissimo, Arianna Fidanza, Sperotto e Grillo, insieme a Bevilacqua, Igino Micheletto, consigliere nazionale, mentre Bevilacqua è consigliere regionale. Bellissimo questo replay che oggi fa indossare la grande maglia alla Fidanza Arianna. Poi raccogliamo tutti i successi che fanno loro
Rem Device, impulsi preziosi. Ah, che mi giro, Veronica, bella gara, tante gare. Molto bella, molto bella. Bello vedere le donne che corrono, vedere per TV le donne, per fortuna, finalmente. Senti, ma secondo te perché se ne fanno così poche? Così poche gare? Perché se ne fanno troppe per gli uomini. Insomma, questo sarebbe proprio l'applauso. Non è mica neanche tanto vero, perché di sti chiari... Sul calendario non è assolutamente vero. Cioè, no, però in effetti, dai. Sì, effettivamente, lo sai che io le ho organizzate le gare per le donne, quindi diciamo che già ci sono difficoltà per i ragazzi, perché se tu pensi, no, che non possono partire più di 200 corridori per gara, giusto? Allora le gare juniores diventeranno un grosso problema. La gara la stessa domenica che tu hai fatto, quella di Rossano. C'era un'altra Vittorio Veneto. No, c'era una gara juniores vicino... Sì, nel Trevigiano. Nel Trevigiano, a 5 km da Rossano, poi, no? Monzo, sì. Avevano 15 giorni prima della gara, avevano 258 iscrizioni, quindi dovevano mandare a casa perlomeno 58. E li avranno mandati a casa, non so come sono state fatte le scelte. Ma non c'erano neanche altre corse juniores in giro, o dovevi andare in Emilia o non so dove. C'è una crisi di abbondanza, ma c'è una crisi di abbondanza perché si fanno meno gare, solo per questo. Esatto, te l'ho detto alla presentazione della tua gara quando hai detto ho tanti iscritti, ho detto è una disgrazia che ci siano tanti iscritti, perché vuol dire che ci sono poche corse per allievi. Ecco, quel giorno là c'erano 2 corse per allievi, nel Veneto ci sono 500 allievi, vuol dire che 100 sono stati a casa. O sbaglio? In questo caso erano 500 iscritte, vuol dire che purtroppo c'era soltanto quella gara, Veronica, per cui o vai là... Purtroppo sempre c'è solo quella gara, perché fa riferimento anche che ai ragazzi tocca andare in Emilia Romagna. Alle donne, quando vanno in Emilia Romagna, gli va anche bene, perché è vicino. Sì. Perché io ho detto in cronaca che i costi sono notevoli. Bisogna andare lontano, è sempre più lontano. Cioè, io dico, a volte capita che per gli uomini ci siano 2-3 gare in regione, magari non capita sempre. Ma qua forse credo capita. siano gli organizzatori che non si prendono la briga, pensano al ciclismo maschile, non c'è niente da fare, vanno sempre dovrebbero, secondo me credo che non ci sia cattiveria, l'uomo è pirla di natura, me compreso, abbiamo un neurone che ogni tanto fa anche conflitto di interessi con se stesso e allora non riusciamo più a ragionare oltre, sai, mangiare, bere, e questo facciamo noi, ma è la verità, l'uomo un po' più bambinesco, insomma, no? Non ci arriva. Sarebbe bello che all'interno della Federazione Ciclistica Italiana non ci fosse una donna sola, ma non dico neanche il 50 e 50, ma si fossero veramente all'interno dell'intelligence più donne, forse si creerebbe forse più sensibilità. Federazione c'è il vicepresidente vicario che è donna. Ho capito, ma è una, cioè voglio dire, il vicario va al posto di Renato, voglio dire, non è che una persona con tutto... Oltretutto tieni conto che Daniela Isetti è stata una che si è battuta per il ciclismo femminile, ancora mi ricordo del congresso di Firenze, il congresso di Rimini. Si è battuta, però insomma non è molto che ha avuto di ritorno, insomma, mi spiace per lei. Ma... per le donne lo sai che c'è il calendario Triveneto, spero che riescano a riempire tutte le domeniche, adesso non l'ho neanche controllato, a dire la verità. No, questo no, ma credo sia un percorso culturale. Siccome domenica si va a Rossano a ricordo di Riccardo, certo. No? Riccardo usava una cosa molto semplice, che poi dopo è la cosa più semplice, si va nelle scuole. Allora forse credo che attraverso le scuole ci sia quella sensibilizzazione che attraverso i docenti e poi semmai attraverso i genitori si potrebbe creare quell'humus da dire partiamo, come potrebbe già essere adesso, e nei giovanissimi vediamo tante donne, non tantissime per la verità, ma fa parte di un certo percorso culturale, ma andando a pie pari, nel senso di dare le stesse opportunità ai maschietti e alle femminucce, portarli perlomeno fino alle categorie superiori, distribuendo, come diciamo, il calendario anche delle donne. Beh, credo che sia questa poi la soluzione, attraverso le scuole, Diego. Sì, senz'altro, ma Riccardo aveva già iniziato questo percorso, forse vedendo più in là di tanti altri dirigenti, anche molto più anziani di lui,
però il contatto diretto con i ragazzi, nell'appassionarli a certe storie, a certi, diciamo, storie che del passato, dopo sono curiosità, per cui si cerca di legare questi ragazzi a uno sport considerato di secondo piano da molti genitori, forse per la pericolosità, per l'impegno, il sacrificio che gli chiede, senz'altro, però è una palestra di vita comunque di inestimabile valore, che sappiamo che i campioni sono sempre pochi, certo. Però quello che ti resta dentro poi diciamo dura per tutta la vita, quindi Riccardo cercava di stimolare nei ragazzi questo interesse verso il ciclismo e io questa cosa lo sto portando avanti nel mio piccolo, naturalmente, perché anche io ho dei figli, quindi ci tengo che crescano sani, lontani da certe, diciamo, brutte cose che purtroppo vediamo tutti i giorni intorno a noi. Il cazzeggio va di moda adesso. Sì, sì. Allora io dico, tu la dici in parole molto, diciamo, soft, sei molto carino, ti ringrazio perché insomma è giusto che sia una trasmissione dove la conduzione chiaramente è molto soft, è molto parca, insomma siamo molto... Però io dico una cosa, no, la dico proprio come la penso. Sì. Noi abbiamo una gioventù che è meravigliosa. Allora, a Rossano Veneto, detto fatto, i ragazzi hanno corso a 0 gradi e quella è una gioventù che mi piace, questi allievi. Qua ne abbiamo alcuni, erano tremanti, insomma, un freddo boia, una parte di generazione che mi piace a me è questa, no? Allora, qua tributo, un applauso, io, fatelo voi, ma è come se lo facessi io. Fatelo, Se dico una gioventù del cazzeggio, c'è un motivo, perché oggi è diverso rispetto a 30-40 anni fa, perché io, anche se non praticavo dello sport, ero costretto a praticarlo durante il giorno, in una metropoli, come poteva essere qua anche nella Valsugana, dovevi scontrarti con cosa? Con la realtà rurale, quindi il ruscello diventava la palestra per andare in piscina, la rosta diventava il salto ostacoli, cioè, la natura ti portava ad esprimere un comportamento sportivo per vivere. Okay? Certo. La mia mamma mi ha portato a scuola, il primo giorno di scuola, avevo 6 anni, a 2 chilometri dove ero io, perché noi terroni abitavamo un po' dislocati rispetto al Torino centro, però al ritorno non mi è venuto a prendere, erano cacchi miei e sono tornato a casa, è stata una mia scelta. Per cui voglio dire, i rischi erano naturali. Oggi rischiamo, come hanno visto in Inghilterra, ma come stanno vedendo anche in tutto il nord Europa, che sti ragazzi del cazzeggio in Italia non ce ne siamo ancora resi conto, con i videopoker che dicono usarlo con moderazione. Cioè, vi rendete conto dove siamo? Guardi, Luigi, io vorrei fare un punto di riflessione. Il videopoker minori, però usiamolo perché porta assuefazione, ma io non do qualcosa che fa male se poi so che mi porta assuefazione, ma sti fenomeni dove li abbiamo tirati fuori? Allora noi abbiamo questa responsabilità di denunciarle queste cose, anche se mi dicono che mi fanno chiudere un giorno dopo l'altro, ma a me non me ne frega niente se ti danno i soldi per la pubblicità, non li voglio quei soldi, mi fanno schifo. Io voglio andare avanti perché questi hanno bisogno di correre in bicicletta, come hanno bisogno di praticare sport. È questo che dico che la politica dovrebbe essere federale, dovrebbe essere una visione per loro. Non so se mi sono spiegato, Luigi. Cioè, tu lo sai che quando tu conosci, quando è stato eletto Riccardo Brunello presidente provinciale, lui mi ha subito contattato perché mi conosceva, eccetera, e io quei 2 anni che lui ha fatto il presidente provinciale l'ho aiutato a entrare nell'ingranaggio, diciamo. Non ci sei riuscito bene, però. abbiamo fatto assieme a Nove diciamo, l'inaugurazione del movimento giovanile, quell'anno l'abbiamo fatto sotto il palatenda allo stadio di Nove, e assieme abbiamo fatto anche la presentazione dello scalatore d'oro, abbiamo fatto una bella festa e poi abbiamo fatto anche la chiusura nella sala polivalente parrocchiale, eccetera. E da là siamo partiti con Riccardo, con sua moglie, che li faceva un po' da segretario, diciamo, no? Eravamo partiti, allora c'era il discorso del trofeo Topolino, adesso si chiama progetto Pinocchio per i ragazzini, per le scuole, eccetera. Avevamo incominciato a entrare nelle scuole di qua, di là. Dopo purtroppo, dopo i 2 anni è successo quello che è successo. Diciamo, la politica sportiva si è scontrata e Riccardo ha dato diciamola tutta. Ha dato le dimissioni. Fino a che ha dovuto mollare, questa è la realtà. Non tutti hanno il piglio, insomma,
hanno rotto le palle fin quando questo ha dovuto mollare. Sì, lui ha dato le dimissioni e io l'avevo pregato di non darle, di resistere. Però la verità eccetera. è questa, no? Per non Esatto. essere, vero Diego, per non essere... Diciamo che si evocava l'avvento della gioventù nel mondo, poi la vabbè, gioventù è non era arrivata e vabbè, era troppo giovane. le Ecco. rivoluzioni non vanno Partiamo dal veloce che è il Bassano. Allora, Massimo, tu sei un ragazzo giovane, di te stimo tuo padre, no, perché con lui abbiamo condiviso tante cose insieme, eccetera, ma tu sei cresciuto non nella bambagia, cioè ti sei rotto e ti sei scontrato, sei cresciuto nella strada, quindi sai benissimo come si muove e oggi ti ha portato questo incarico, no? Come lo vedi, come lo affronterai con questi ragazzi, questi allievi, esordienti che vediamo qua? Guarda, ti dirò, sinceramente all'inizio ero abbastanza titubante, non sapevo, non conoscevo, ancora non conosco, difatti fortunatamente ho dei bei consigli, però mi stanno dando tanta passione, sono veramente orgoglioso di loro, lo sto vedendo, siamo agli inizi, però mi stanno veramente dando soddisfazione. Punto 1, arrivare alla gara tutti insieme. Come dicevi prima, 0 gradi, questi tremavano, li vedevo io e dicevo io non lo farei mai, cioè io non credo, no. E sì che ne ho fatte di tutte anch'io, però bravi, veramente bravi, ho continuato anche a fare i complimenti a loro e questo mi dà uno stimolo incredibile perché per continuare e dar sempre di più, sto cercando di tutto, proprio mi sto arrampicando nei vetri per riuscire a portare dei soldi effettivamente anche. Io ti dico, non conoscendo i meandri del ciclismo, questo qua per te sarà una bella lasciapassare. Meno conosci nel ciclismo, è meglio è per te. È quello che continuo a dire io. Non voglio sapere, voglio interpretarlo a modo mio, certo, come imprenditore, certo, perché sto gestendo un po' la squadra come un imprenditore, e secondo me alla fine... Questo distacco è molto importante, sì, anche perché tante volte ti capita che qualcuno sicuramente parlerà male di te, sì, ma siccome non lo conosci, ma manco te ne frega, a me mi arrivano di quelle critiche. Ma chi l'ha detto Tizio? Chi è? Non lo conosco, quindi sì, non mi fa nessuna... Guarda, ti dirò che non voglio conoscerli. C'è tanta gente che dice, devi conoscere questo. Non li voglio conoscere. Cioè, ma non è per altezzosità? Sì, non so, penso che non mi porteranno niente. Quindi sei tu che devi fare qualcosa, però in quanti sono adesso nel Veloce Club Bassano? 1800? Beh, i ragazzi sono in 35, mi sembra totale. 35, una quarantina, ma sta attento. Sì. Allora, 40 ragazzini, tu quanti ne hai sotto? Pochi, 10. Vabbè, se sei direttore sportivo, insomma, sono mica pochi, questo parliamo di una società. 10. Ma cosa sono 10, 40? Cioè, ma a sti burocrati bisogna dirgli che siete degli educatori, dei motivatori, sì, siete una parte fondamentale della società civile, o no? Lo siamo, soprattutto a questi livelli qua dove insegniamo ai bambini e ai ragazzini a diventare degli uomini, insegniamo come rapportarsi con gli altri, insegniamo a conoscere la bicicletta, insegniamo a vivere, insegniamo a capire che cos'è la fatica, insegniamo a raggiungere i traguardi, a saper soffrire per raggiungere quello che si vuole, perché quello che mi hanno insegnato a me, io adesso me lo sto ritrovando adesso, non quando correvo, no, mi sta servendo adesso, quando all'università la gente molla perché non ce la fa più, mentre io con il carattere che ho mi hanno insegnato a non mollare mai e sono ancora lì dura e resisto. Facciamo un applauso a sta ragazza. Io ci vedo dentro. Io ci vedo dentro nelle cose. Diego, tu sei stato in bicicletta, non lo dico a Massimo, manco io ho giocato a pallone, figurati, a bicicletta, me ne hanno regalate tante, facevo 30-40 km, arrivavo a casa, le odiavo, le buttavo via. Ecco. Però ho una passione di vedere gli altri che corrono, capisco lo sport. No? Certo. Però vogliamo dire, o dirla anche tutta, che chi va in bicicletta si va a 6 anni, ma c'è un motivo, ma ti dà un qualcosa in più, perché poi dopo andranno su strada sti ragazzi, prima o dopo. Sì, la multidisciplinarità che parlano tanto. Serve proprio per questo, no? Certo, è vero. D'altra parte, d'altronde, lo sport è questo dove non si improvvisa nulla, dove la preparazione è indispensabile, anche l'alimentazione, tutto torna poi a favore della salute dei ragazzi col tempo. Chiaro che è comunque un sacrificio perché finisci la scuola, devi comunque allenarti, vedo anche dal mio ufficio passare i ragazzini al pomeriggio verso le 4 che si allenano, è un impegno costante dove nessuno ti regala nulla, quello che guadagni, che vinci, quello che fai te lo sei guadagnato,
quindi non è come il calcio dove non puoi fare di Maradona, qui non c'è il Maradona di turno che sta fuori un mese, torna e fa gol. Qui ogni giorno costruisci qualcosa e quindi tutto quello che ottieni è frutto della tua fatica, a parte tutte quelle brutte storie cui sentiamo parlare del ciclismo, che però a fronte di queste fatiche, con la pioggia, con la neve, passano in secondo piano, secondo me. Sì, Presidente, lui ha centrato un punto che io volevo raccoglierlo subito dopo il suo intervento, che era quello proprio che forse a livello federale, a livello anche dirigenziale, voi tutti, delle responsabilità per far capire che il ciclismo non è quello. Le spiego, insomma, siamo 56 milioni, non sono tutti 56 milioni di chirichetti, ci stanno pure quelli che vanno a rubare, fanno le rapine, ma non è tutta l'umanità così. Si parla dello scandalo dei preti pedofili, non sono tutti così. Allora, a me quello che dà un po' fastidio è sempre attaccare la categoria, e chi attacca spesso le categorie sono coloro che sono mossi da altri interessi che non giovano a quella categoria, no? Allora io non ce l'ho con i cacciatori, io ce l'ho forse con una caccia indiscriminata, per cui bisogna anche là cercare di focalizzare. Allora forse interpretando questi luoghi comuni, siete voi che dovete andare nella stanza dei bottoni, sempre più in alto, a far capire che coloro che fanno ciclismo non sono 4 improvvisati rincoglioniti, scusatemi il termine, che si mettono in bicicletta e sai, sono contento di essere arrivato uno. È finita quell'epoca, basta. Non esiste più. Oggi il ciclismo è fatto di ragazzi che fanno, laureati anche, ne abbiamo visti tanti, quindi forse è la dirigenza vecchia che è abituata a questo stereotipo. Guarda, io volevo dirti una cosa. In gennaio, quando hanno fatto la festa del Veloce Club, che Zanatta ha passato il testimone a Massimo, giusto? Io ho detto una cosa sul palco, rivolgendomi ai ragazzi. Ho detto, ragazzi, ricordatevi che il ciclismo è 4 cose importanti: passione, sudore e fatica. Passione, perché se non hai passione una cosa così non la fai, cioè la prima domenica per allievi che tu hai organizzato con quel tempo là, col freddo che c'era e l'acqua che veniva giù, se non hai passione non è che non arrivi, perché se non arrivi stai in macchina è caldo, giusto? Sudore e fatica. E ho detto, guardate, imparate bene cosa vuol dire sudore e fatica, perché nella vita di tutti i giorni, quando diventerete grandi, ce ne vorranno di sacchi di sudore e fatica, visto come sta andando. Ecco, queste mi sembra sono state le parole che ho detto su quel palco. Allora io dico, correre in bicicletta, oltre può essere un divertimento, perché diventa un divertimento da esordienti fino agli allievi, da juniores e poi da dilettanti e da professionisti. Correre in bicicletta per mestiere è difficile, secondo me è molto difficile, perché quando diventa un mestiere alle volte ti dà fastidio, ma quando tu una mattina ti svegli, guardi fuori dalla finestra e vedi che è brutto tempo e e dici, ma la bicicletta vado domani, è meglio che smetti subito di correre in bicicletta. Ma questo qua l'abbiamo visto. È la stessa cosa che succede nella vita di tutti i giorni. Certo. Noi siamo proprio in chiusura e capisco questo bel... Allora dico che ai ragazzi può servire questa bicicletta, deve servire se hanno anche dei bravi dirigenti e penso che il Veloce Club Bassano abbia sono tutti ragazzi oggi che c'è il Veloce Club, ma ogni volta viene qua qualche squadra. Allora io volevo dirti questo, io mi sento in dovere come presidente provinciale, no, ma anch'io sono dirigente di una società ciclistica, prima di essere presidente provinciale, di ringraziare tutti quei dirigenti, tutte quelle persone, anche quello che si mette lungo la strada con la bandierina, che l'anno prossimo dovrà fare la scuola, perché dovrà fare il corso ASA, perché non sarà più possibile mettere il picco pallino qualunque sull'incrocio, no? Ecco, da quello con la bandierina fino al dirigente, devo ringraziare tutte le società, in questo caso della provincia di Vicenza, per quello che fanno per i nostri ragazzi. Questo è importante. Adesso giriamo la telecamera, abbiamo un minuto ragazzi, nome e cognome e passatevi il microfono. Dai. Samuele Pavan. Lorenzo Salami. Un po' più. Alberto Bonotto. Dietro. Davide Campagnolo. Gianfranco Biasion. Alberti Alessandro. Andrea Di Segna. Un po' grande. Filippo Perdonato. Edoardo Bellotto. Avanti. Quello dietro là. Dietro non ce n'è un altro. Manfredo Ardo.
Riccardo De Martino. Alberto Mattia Faccio. Marco Frigo. E fatevi un bel applauso. Quello dietro non è un allievo. Bene, io ringrazio il Veloce che Bassano, siamo proprio in chiusura. Ringrazio che te Massimo Fanti, venite qua anche altre volte. L'appuntamento è per domenica, ore 14.30 la partenza, Diego. Sì. 14.30, quindi tutti a Rossano. Ricordiamo anche l'altra gara per giovanissimi, G1 G6, quindi il 6° trofeo Zona Fidas a Sandrigo con l'amico Bruno De Marchi, ci saremo anche là. Grazie al Presidente del Comitato Provinciale, grazie a voi. Luigi Comacchio, grazie Diego Brunello. Grazie a voi. Carissima, grazie anche a te, Bella. Grazie a te. E io chiudo con un'ultima metafora, che è la metafora del ciclismo con la vita, no? Dove le salite sono più lunghe delle discese, come nella vita, e nelle discese bisogna stare molto, ma molto attenti, è vero? Quindi per Scratch è tutto, a settimana prossima, e insomma con una bella puntata di gare, a partire da Rossano e Sandrigo. Grazie a tutti.